grande differenza dal sentiero che abbiamo fatto, diciamo, a marzo, e adesso siamo a giugno. La flora è cresciuta e quindi il sentiero un po' si perde, si nasconde, però noi adesso lo troviamo. C'è una grotta. Il regista dice che qua ci dormono gli animali selvatici. Potrebbe anche essere. Vabbè, io vado avanti. Questo è un movimento di terra, sono passati degli animali, guarda, capriolo. Su questo sentiero vedi proprio lo zoccolo dell'ungulato in avanti, quindi sono andati quelli qua. Questa è una fatta, cioè nella fauna selvatica significa escrementi, e questi sono di un capriolo. Sono di forma leggermente allungata rispetto a quelle delle lepri, che sono dei pallini rotondi. Quindi in questo caso noi stiamo facendo trekking e sappiamo che qua c'è passato un capriolo, è abbastanza, diciamo, fresca, di 2 giorni. Lo so perché io ho fatto un corso di fauna selvatica, mi sono sempre occupata di animali selvatici, quindi so distinguere da quanto un animale è passato su questo tracciato, su questo sentiero. Quindi un capriolo è passato qua, diciamo, entro le 48 ore. Alberi esemplari di sughero di interessante valore naturalistico paesaggistico. Abbiamo ripreso il sentiero dell'altra volta nel comune di Borghetto Santo Spirito. L'altra volta siamo saliti su verso la Madonnina, verso il Monte Piccaro, e adesso prendiamo direzione Cereale. Seguitemi. Regista, andiamo? L'odore è qua. Guarda! Cosa c'è? Cacca di capriolo. Cacca di capriolo, che bello! Ma dai, ti sto facendo conoscere il territorio, ti dico che da qua è passato un capriolo. Si vede anche l'isola della Ganiara. L'isola della Ganiara.